Eccoci qua, mister, un 2-2 con la capolista, in casa della capolista, insomma un punto che, anche se non vi permette la matematica salvezza, insomma vi porta all'ultimo turno a giocarvela. Sì, beh, ma comunque, a parte il risultato, a me interessava più la prestazione. Poi dopo, avendo fatto anche un 2-2, meglio, soprattutto andando sotto di 2 gol, quindi una buona reazione e soprattutto una buona prestazione dal primo all'ultimo minuto. Sì, lei ha messo in campo una squadra ben motivata ma anche ben impostata, hanno corso tutti, insomma sentivano l'importanza della partita. Tenere ancora botta sul 2-0 non era facile, siete stati bravi. Sì, infatti io ho fatto i complimenti comunque ai ragazzi, perché comunque andare due gol sotto fuori casa contro la capolista non era facile, anche psicologicamente magari, però hanno tenuto bene e secondo me, il pareggio secondo me è un risultato anche giusto per le occasioni, bene o male. Poi dopo da recriminare, vabbè, No, ma recriminiamo che c'è stato solo un episodio secondo me che poteva essere l'espulsione del difensore, che vabbè, però comunque dai, io sono contento della prova dei ragazzi. Allora manca un turno, si può già fare anche un bilancio di come è stato questo campionato. L'avete visto come corsa 2 Portogruaro Montello o vi siete concentrati sulla vostra corsa? Beh, per noi sì, no? Di sicuro non è che potevamo impensierire Prodeco o comunque Portogruaro, quindi noi dovevamo arrivare al nostro obiettivo, che è la salvezza. Quindi poi quando lo raggiungiamo, allora dopo siamo contenti tutti quanti insieme col Portogruaro. Io intendevo anche se è stato un campionato di buon livello, insomma, al di là delle due che hanno corso a sé. Beh, io è da 2 mesi e mezzo che sono alla guida dell'Ovis, quindi secondo me ci sono squadre che potrebbero far meglio di sicuro. Quello dopo, vabbè, il campionato è stata una storia a sé, dalle 2 formazioni più titolate, ok, però comunque da Pitergina secondo me e Conegliano ci si poteva secondo me pretendere un po' di più, però comunque sono altre squadre, io penso la mia. Sì. Quindi. Allora, per chiudere, ha visto il Portogruaro che si aspettava? È stata la partita che ha preparato e sviluppata come l'ha preparata, o è stato un po' così e così? No, secondo me il Portogruaro ha fatto la loro partita, quindi infatti non è che ha giocato dal primo al 93esimo, quindi il Portogruaro me l'aspettavo così. Di sicuro in casa non è che possono mollare, volevate fare la festa, appunto non perdere l'imbattibilità, quindi come qualsiasi altra squadra. Noi siamo venuti qua per fare la nostra partita, sapevamo che potevamo mettere in difficoltà e ci siamo anche riusciti, perché comunque... Allora, proprio ultimissima battuta, allora contenti tutti da questo punto di vista, andando su in casa vostra, se ottenete la salvezza la vedremo prossimo anno ancora in panchina con l'Ovis Presiano? Quello non lo so, dopo dipenderà dalla società e da come sarà il proseguo, quindi io sto bene qui, non ci sono problemi, conosco già anche da vecchia data i ragazzi che giocavano qua, quindi non... Sarà a campo a parlare. Infatti. Grazie mister. Grazie a voi.